Ciao ragazzi, bentornati sul canale, bentornati a Castelfranco. Come al solito, colazione da Fracaro. Non abito a Castelfranco, ma sono sempre qui a far colazione prima di ogni evento. Ok, andiamo dentro, facciamo colazione e poi andiamo avanti. A dopo ragazzi. Ragazzi, abbiamo cambiato questa volta, abbiamo fatto crema chantilly, fragolina. Buon appetito, a dopo. Allora, colazione fatta, adesso dove andiamo? Andiamo a Verona Fiere, altri non so quanti chilometri, un centinaio, ce ne abbiamo 120 e ci vediamo già a Verona Fiere. A dopo ragazzi. Ragazzi, benvenuti a Verona Fiere, non fate caso alla moto che fa casino là in fondo. Benvenuti a Verona Fiere, siamo arrivati finalmente alla Fiera Agricola 2026, dopo 2 anni, stesso posto, andiamo a vedere cosa troviamo dentro. A dopo ragazzi. Entriamo in fiera, prima cosa che troviamo i John Deere di Sergio Bassan, 2 bei trattori, un paio di trebbie, andiamoli a vedere.
Ragazzi, lasciamo lo stand di Sergio Bassan e la John Deere e andiamo avanti a vedere la fiera agricola.
Ragazzi, anche questa Fiera Agricola di Verona 2026 finisce qui, noi siamo già fuori dalla fiera e speriamo di avervi fatto vedere tutto, perché come al solito fiere grandi, dispersive, ci sono tante cose da vedere e non riusciamo veramente a prenderle tutte, quindi prendiamo trattori, prendiamo quello che spero vi piaccia. Per il resto ringrazio tutti i fan che mi hanno fermato in fiera, siete stati tantissimi questa volta, non riesco più neanche a contare quanti mi fermano, quanti mi salutano, vi ringrazio tantissimo, è stato un piacere stringervi la mano. Per il resto grazie anche a Max Facchetti per l'invito, per il biglietto e per averci stretto la mano in fiera, anche lui nonostante tutti i suoi impegni ha trovato 2 minuti per noi. E cosa dire allora? Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e seguitemi perché ho altre cose da farvi vedere. Alla prossima ragazzi!